Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, in un orario inconsueto per via del Padova che ha giocato prima. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, se volete mandare messaggi o scrivere potete pure farlo. Allora, questa mattina avete fatto le deleghe ai consiglieri comunali. Io mi metto gli occhiali per leggere, dunque anche per renderlo noto ai nostri telespettatori. Rampazzo Nicola, servizi informatici e telematici, Marinello Roberto, Agenda 21, Giralucci Silvia, Città Sane, Sacerdoti Paolo, Vita Indipendente, Colonnello Margherita, Proposte culturali e musicali, Piliteri Simone, Larcella, Fiorentin Enrico, Politiche giovanili, Pasqualetto Carlo, Innovazione. Ecco, la prima domanda, che è una domanda banale: questi non hanno lo stipendio degli assessori? Assolutamente. Tanto per... No, sono consigliere. No, prima che magari poi l'opposizione non lo dica come Bettini, come tutto quello che è successo. Anche l'opposizione sa perfettamente queste cose. È una mia logica fondamentale, e anche di Arturo Lorenzoni, dare delle deleghe ai consiglieri in modo tale che siano sempre più partecipi e attivi, per cui non cambia la delega è a qualcuno, a un assessore, vice sindaco. Loro aiutano, non hanno né stipendio né possibilità di spendere, vanno in accordo con i vari assessorati per fare massa critica, cioè lavorare insieme. È un ulteriore avvicinamento al Consiglio e un aiuto agli assessori, tipo Simone Piliteri, Arcella. Non è che possa risolvere tutti i problemi di Arcella, ma parla con i vari assessori, per dire la sicurezza che è mio, piuttosto certo. Per dare una mano e cercare di portare soluzioni. È un modo per lavorare in squadra tutti assieme. Per coinvolgere molte persone per il bene della città. Penso che sia una per cosa quanto riguarda molto le partecipate, sono a posto? C'è stata qualche polemica per qualche presidente che è stato messo? Le partecipate sono non padovano, insomma, non padovano ma che vive all'estero, insomma... State parlando del professor Mercarne. Allora, io ho conosciuto questa persona. Ho avuto garanzie precise da qualche professore universitario, non voglio far nomi perché non è corretto, che è una brava persona. L'ho fatto vedere un paio di persone, mi ha detto che va bene, l'ho visto anch'io, per me va bene. Se è sbagliato è un problema di responsabilità mia, non di qualche altro, non sono abituato a far sì che gli altri siano responsabili delle mie scelte. Per me è una brava persona, perché prendere uno che lavorava in Francia? È un padovano che sta lavorando in un'università in Francia, ma un padovano. Sì, ma come fa a conoscere... Ma un padovano è da 2 anni che è in Francia, 1 anno e mezzo, un padovano. È un padovano che vive, ma adesso torna a casa, lavora qua e abita qua, non è che continua a stare... No, lo so, perché ho visto delle scritte che polemiche anche da parte di gente che è in amministrazione, quindi qualcuno si è arrabbiato per questa, per esempio, decisione di scegliere questo professore come presidente di una partecipata importante, che ben retribuita, tra virgolette, perché ovviamente è un posto... insomma. Qualsiasi decisione è contestata, cioè, non sono abituato ormai, no. Qualsiasi decisione è sempre sbagliata. L'importante però per me è decidere e fare. Se dopo sbaglio è colpa mia, punto. Certo, questa è quella della decisione. Per quelle partecipate, oltre a questo, siamo tutto a posto, funziona tutto per il meglio. Sono poche le partecipate ormai e saranno sempre meno. Con la legge Madia, quando una partecipata... Quella sua dell'Interporto invece... Il prossimo anno, maggio. A maggio ci sarà... Aprile-maggio, all'approvazione del bilancio. Non è mia l'Interporto, sì, quella in cui ero io. Dove era lei presidente, dove lei bellissima società, sta terminando le gru a Portale. È riuscita poi ad abbinare con Rovigo, perché sembrava... Non lo so, devo dire che questo non lo so, non ho seguito. Lei aveva iniziato questo... Sì, penso che stiano lavorando per questo, però devo dire no, non ho avuto tempo per appurare questo. Senti, siamo arrivati quasi alla conclusione, l'ultima parte dedichiamo all'opposizione. Come sta andando con Bitonci, visto che fa mozione su mozione? Fa il suo lavoro, cioè non vedo problemi, fa il suo lavoro. A me piacerebbe lavorare in un'altra maniera, cioè che lavorare assieme, ma capisco che non è fattibile. Io non sono un politico,
tutti mi dicono sì, sei un politico, sarò un politico. Io sto facendo l'amministratore, sto cercando di fare qualcosa che sto imparando giorno per giorno, cerco di darmi da fare, cerco di imparare, di fare le cose normali, con equità, con saggezza. Sogno che l'opposizione lavori insieme a me, nel senso critiche quando sbaglio, o se no. Personalmente se hanno una buona idea, anche loro la proporre, domani mattina la faccio, non ho problemi, non ragiono, faccio fatica a ragionare da politico. Però è sempre difficile con l'opposizione, È sempre ambo le difficile. parti, anche quando c'era Bitoncine Non la cambia, stessa cosa. non cambia. L'opposizione proprio non è che un giorno magari trovi una collaborazione per il bene della città, non c'è nulla da fare. Non c'è niente da fare. Io ragiono in maniera diversa, do atto che anche prima era così, nelle amministrazioni precedenti, non Sì, no, in generale, la non domanda in cambia. Io generale. faccio fatica a capire queste cose, però forse sono io che non capisco. Si va avanti così. Si va avanti così, io penso che bisogna lavorare per la città. Nella politica queste cose non ci sono. No, No, stavo dicendo prima che sono poche partecipate, perché per la legge Madia, quando una società partecipata per 3 volte consecutive ha esito negativo, cioè perde soldi, bisogna dismetterla, non c'è soluzione. Per cui o le società partecipate funzionano e vanno bene, se no bisogna dismetterle. nelle cose, prima mi sono dimenticato tante cose, ovviamente ci vorrebbe una trasmissione di l'auditorium. Lei aveva una bella idea, aveva anche la possibilità di non spendere soldi, mi sembra di aver capito mi continuo a essere molto interessato a che questa c'è idea. la Fondazione Cassa Risparmio che contribuisce. La Fondazione spero mi aiuti, Banca Intesa anche. Stiamo lavorando, sono ottimista. Sarebbe in Piazza Ermitani, tanto per spiegare i nostri Palazzo Foscarini in Piazza Ermitani, però non c'è ancora nulla di fatto, stiamo lavorando per questo, sto producendo conti economici per capire bene la soluzione, ma di fatto non c'è ancora nulla concretamente. Spero, mi auguro, anche perché il conservatorio ha un migliaio di studenti, ogni anno perde 100 studenti perché non riesce a ospitare. La struttura non si può dire, ma non ha agibilità, è in condizioni precarie, per cui bisogna aiutare in qualche maniera. Non è solo un problema di musica, è anche un problema di studenti che vanno a fare musica. A me è una cosa che piace molto, ha sempre affascinato, fare a Palazzo Foscarini, fare auditorio, conservatorio e sistemare tutta la zona. Per me è molto bello come io sogno. Mi auguro tutto quello che anch'io. I sindaci dicono che io sogno e continuo a sognare, perché sognare è bello, spero anche di realizzare. Bisogna anche realizzare. Senta, Sindaco, nella campagna elettorale ha detto 20.000, 30.000 alberi, non ricordo esattamente il numero. Sì. Bene, ce n'è solo qualcuno perché non... Sì, stiamo mettendo a bilancio del prossimo anno una cifra notevole per impiantare alberi. L'assessore si sta dando da fare per creare anche con aziende private qualcosa di sinergico. Ad esempio, negli ultimi anni sono state abbattute 700 piante e non più ripristinate. Stiamo cercando, anche in questo caso, di coinvolgere i privati, oltre che mettere un grosso budget a livello pubblico il prossimo anno, anche perché questo è il periodo che si pianta, da adesso fino a marzo-aprile. Quindi vedremo alberi fra poco? Io mi auguro sì, sì, punto. Sì, questo mi è piaciuto, sì, dunque punto. Vedremo. Senta, fra poco è Natale, abbelliremo Padova? Padova sarà bella come gli ultimi 2 anni, perché gli ultimi 2 anni Padova ha fatto un salto di qualità, non c'è niente da dire, ha fatto bene, io spero di far meglio, l'assessore Antonio Bressa si sta dando da fare per far minimo come era prima. Io mi auguro che Antonio Bressa, che è l'assessore agli eventi, migliori la situazione, perché Padova è una città bellissima, fa anche positività vedere le cose belle. Il bello è una cosa che nell'animo si trasferisce anche agli altri. Anche un po' di entusiasmo, insomma. Entusiasmo, vuol dire che il commercio lavora, non è per fare solo il commercio, Padova è una città bella e va valorizzata. Gli ultimi 2 anni l'amministrazione precedente è stata brava, gli ho dato,
io spero di riuscire a migliorare ulteriormente. Aiuta anche il commercio, perché se Aiuta illumini il bene commercio, Padova... aiuta l'ottimismo, l'accessibilità, il turismo, aiuta tutto. Lei che conosce Londra, se per esempio illumina Padova come Londra, come negli anni scorsi, Fantastica, la gente fantastica. fa acquisti e dunque Ma stiamo avendo anche un grosso apporto con le associazioni, senza fare distinzioni di nessuna associazione. Stiamo lavorando con tutte le associazioni. E voglio lanciare un messaggio: io non faccio guerre alle associazioni, nessun tipo di guerra politica, ma dicono ma prima quello ti era contrario, non mi interessa, le campagne elettorali è una cosa, la gestione della città è un'altra. Bene, senta, siamo arrivati in conclusione, ovviamente la ringrazio Giordani di essere intervenuto a Primus Inter Pares. Adesso lei ha un minuto con la nostra telecamera che lo inquadra, di dire tutto quello che vuole, soprattutto quello che non le ho chiesto in questa scaletta che mi ero preparato. Prego. A me è sembrato un interrogatorio della polizia più che altro che una trasmissione. Non so cosa ha dimenticato, penso niente. Io continuo a dire le solite cose e dicono che sono ripetitivo. Io voglio dare qualcosa alla mia città. Sogno di far questo e sogno che in 5 anni, non solo io, ma io con la mia maggioranza, di riuscire a farlo. A me piace, come ho detto prima tante volte, piace sognare. Io penso che sognare e realizzare qualcosa è bello. Io mi sento gratificato quando riesco a fare qualcosa. Può essere che certe persone non capiscono questo, ma io ho avuto una fortuna nella vita che ho fatto tante cose, mi sono sempre piaciute, dalla Despar all'Interporto, a Non Solo Sport, al Calcio Padova, in fiera. Ho fatto tantissime esperienze e trovo giusto che uno... L'aeroporto, ho fatto poco all'aeroporto, tanto so che mi prende in giro, ho fatto 8 mesi, 9 mesi. No, non la prendo in giro, ricordo 8-9 mesi, 8-9, poca, però... Ho avuto la fortuna di fare tantissime esperienze, a me sono piaciute tutte, ho imparato moltissimo e io spero di riuscire a trasferire nella città quel poco che ho imparato con l'aiuto di tutti. Padova è una grande città, io ci metto tutta la passione possibile e immaginabile, mi sto dedicando al massimo e spero che alla fine il mio sforzo sia gratificato dai risultati, ma questo lo sappiamo oggi, domani, tra 5 anni. Punto. Vediamo come va. Perfetto, è la prima volta che un ospite che viene mi dice che ero interrogato come un'interrogazione della polizia, lo prenderò ad esempio. Vabbè, al di là delle battute, grazie Sergio Giordani di essere stato con noi. Grazie a voi e grazie ai cittadini che hanno tanta pazienza, perché capisco i cittadini, che anche io adesso sono passato alla parte opposta della barricata e dicono ma quanto ci mettete? Ieri mi ha fermato, stavo attraversando la strada, mi ha fermato una ragazza e dice, ma quanto ci mettete a decidere per l'ospedale? Hanno ragione, bisogna imparare a fare presto le cose, a dare risposte ai cittadini perché sono gli unici a cui bisogna dare risposte. Grazie ancora a Sergio Giordani, grazie anche ai nostri telespettatori che sono stati fino a questo orario insolito a tutti. Con noi e noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Buonanotte.